Successo esterno pesante per la nuova torre a teste di Greco che batte il Giardinetti dei Rudi di Torrenova per 0-2 e consolida così il terzo posto nel girone C Under 17 Elite, assegno Azinari prima e Scravaglieri poi. Sono però i padroni di casa a partire meglio, conclusione al settimo da parte di Giusto Lisi che mette i brividi ai rossoblù. Tor tre teste che risponde poco dopo, Marini manda in profondità Zinnari, palla in aria e conclusione deviata in corner. Al 19esimo, primo vero episodio, cross da sinistra ed a doppio a concludere a rete con il direttore di gara che annulla per interferenza verbale, si resta sullo 0-0. Rossoblù pericolosi anche al 28esimo minuto da rimessa laterale, palla in profondità, poi è Marini a provare la conclusione con Sdoga che para a terra. Alla mezz'ora Giardinetti che si fa vedere invece con Giuliani, Salvati lì e blocca. Ospiti che spingono e al 35esimo cross potente da parte di Tomassetti sul quale Fralaccio non arriva di un nulla. Infine al 40esimo Tor tre teste ancora in fase di spinta con il destro di Marini che si infrange sulla traversa. Nuovo Tor tre teste che passa al 44esimo e il gol è una perla. Marini recupera la sfera sulla tre quarti difensiva, palla per Azinnari che va via in dribbling e allarga per lo stesso Marini, assist perfetto e conclusione a rete 0-1 per il nuovo Tor tre teste. Nella ripresa gli ospiti raddoppiano punizione di Scravaglieri a metà sul quale non arriva nessuno, palla in gol e 0-2. Poco dopo dalla distanza è Foschi a fare la barba al palo, mentre al 18esimo palla recuperata sulla tre quarti sinistro da parte di Capogna su cui Sdoga interviene in corner. Infine Giardinetti che prova a riaprire il match con Kepke, vola, Salvati e devia in calcio d'angolo. Ultima occasione da parte dei rossoblù con Boncore in ottima posizione, ancora Sdoga interviene e compie una grande parata. Infine dopo il recupero il triplice fischio da parte del direttore di gara.